Allora, le alessandrinche erano donne di questo territorio, di queste terre, in particolare del Carso goriziano, della valle del Vipacco ed anche della parte a ovest di Gorizia. E queste alessandrinche emigrarono in Egitto in 3 ondate, una alla fine dell'Ottocento, l'altra nel periodo anteriore alla prima guerra mondiale e la terza ondata tra le 2 guerre. Il motivo di queste partenze, il motivo dell'emigrazione era determinato da gravi problemi economici. Infatti queste donne mantennero le loro famiglie per anni perché il territorio non presentava possibilità di guadagni. Infatti c'erano anche delle alessandrinche del Carso triestino e qualche fiumana o dalmata, meno fiumane e dalmate, poche, perché già allora le famiglie degli uomini di mare erano più avevano maggiori possibilità di vita, a differenza di quelli del Carso, dove anche l'agricoltura cominciava ad essere in crisi per l'industrializzazione dei posti, per cui venivano a mancare gli uomini per la terra non veniva più coltivata, veniva a mancare il sostentamento per le famiglie. Quindi queste donne emigrarono in Egitto, perché in Egitto allora era terra molto proficua dal punto di vista guadagni. Ricordiamoci già che la seconda metà dell'Ottocento ci sono gli scavi del canale, e gli scavi del canale comportano sia capitali, sia imprenditori, ma anche manodopera e anche personale, diciamo, di servizio per i ricchi imprenditori che erano andati in Egitto. E perché venivano preferite rispetto anche a donne di altre parti d'Italia? Perché le donne di questo territorio, che provenivano dall'impero austro-ungarico, sapevano leggere, scrivere e far di conto, e queste le favoriva nell'apprendimento delle lingue che erano usate in Egitto. Quindi imparavano con una certa facilità sia il francese e anche l'arabo. E queste donne sostennero proprio l'economia di quei territori, la Valle del Vipacco, altri paesi del Carso goriziano, e come pure le donne dei posti quali Mariano del Friuli, Versa, Gradisca ed altro. E queste donne, quale è l'importanza e la loro, diciamo, valorizzazione avvenuta soltanto alla loro terza generazione? Perché benché fossero, diciamo, l'unica fonte di sostentamento per certe famiglie, eppur essendo partite con il consenso e con l'approvazione delle famiglie, poi venivano stigmatizzate come magari donne molto libere, non diciamo di facili costumi, perché non era questo il giudizio che veniva dato loro, pesante, però era abbastanza riprovevole che queste donne poi, quando rientravano nel paese d'origine, è chiaro, dopo aver avuto questi contatti con una società cosmopolita come quella che c'era ad Alessandria in Egitto, perché il nome Alessandrinche? Perché la maggior parte di loro
lavoravano ad Alessandria, però c'erano anche al Cairo, a Porto Said, in altre località, cioè nei grossi centri, ecco, nei grossi centri. E queste donne venivano molto apprezzate dai loro datori di lavoro, talmente che alcune, diciamo, nei momenti di crisi sia sociale che politica, seguirono le famiglie. Per esempio allo scoppio della guerra alcune seguirono le famiglie, soprattutto le famiglie svizzere, che erano rientrate in patria e poi ritornarono in Egitto con gli stessi. E quello che è importante è proprio la loro emancipazione, che avvenne attraverso il lavoro, non solo attraverso il lavoro, ma anche proprio per la familiarità con con ambienti molto diversi da quelli agricoli del Carso Goriziano. Ecco, questo è e queste non vennero valorizzate e apprezzate per quello che avevano fatto dalla loro generazione, anche dalla seconda generazione, cioè dai figli, perché alcune vennero colpevolizzate dai figli di essere stati abbandonati da piccoli. No, non erano abbandonati perché venivano, diciamo, curati o dalle suocere o dalle mamme o delle zie, sempre da qualcuno, però è pur vero, e questo era il rovescio della medaglia pesante, che pesava sia su loro stesse, perché avevano sensi di colpa, ma sia sulle famiglie, sui figli. Comunque, diciamo, le nipoti riscoprirono il grande valore delle loro nonne, un valore direi universale, ecco, perché ebbero la forza non soltanto, diciamo, di essere stigmatizzate dalla famiglia, ma anche dalla società stessa, ecco. Questo in grosso modo un'immagine di queste alessandrinche. Allora, proprio per ricordare, abbiamo ideato una lettura scenica con gli allievi del corso di recitazione dialettale dell'Università della Terza Età di Trieste. Abbiamo fatto questa lettura, che è stata portata non soltanto nell'ambito dell'università stessa, ma siamo stati ospitati dall'evento Primavera al Castello di Duino, che viene fatto già da 13 o 17 anni, scusate, 17 anni, e noi siamo stati ospitate più volte, parecchi anni in questa manifestazione, e abbiamo portato appunto questo spettacolo, questa lettura scenica, che era accompagnata anche da musiche le cui musiche sono state fatte dal dottor Rana, che purtroppo non ha potuto ascoltarle perché in quei giorni stava male, ecco, per motivi di salute.